Oggi vi voglio raccontare una frase che è entrata in disuso, ma che era molto usata dopo la seconda guerra mondiale a Cagliari. Questo che vedete qua è una confezione di gomme americane, di chewing gum, ma in sardo, anzi in castellaio, è stato sardizzato in chewing gum. Può essere chiamato in tanti modi, ma questa, la chewing gum o chewing gum, è fondamentale per questa frase: sorridua di sta chewing gum. Questa storia inizia nel 1943, quando le forze americane, anglo-americane, hanno iniziato un fortissimo bombardamento in Sardegna, e anche Cagliari non si è stata risparmiata da questi bombardamenti. Morti, feriti, edifici distrutti, famiglie ridotte al lumicino alla fame e soprattutto tanti sfollati. Ma questa che cosa c'entra? La cingomma cosa c'entra? Qui sorge un'altra frase molto iconica: Deus in di campidi de suvamini, ovvero che Dio ci salvi dalla fame. Tantissime famiglie hanno lasciato Cagliari per ritornare poi alla fine della guerra, dopo che era stato messo tutto a posto. Altre invece rimasero a Cagliari per cercare di salvare quello che era possibile salvare, aiutare a ricostruire e quant'altro. Molte delle famiglie però erano alla soglia della fame, la fame più profonda, la fame più nera, la fame più schifosa che c'era. E molte ragazze decisero di approfittare delle forze anglo-americane per aiutare la propria famiglia a salvarsi dalla fame. E la gomma da masticare era il gesto di disponibilità nei confronti di un soldato a fare qualsiasi cosa pur di avere qualcosa in cambio. Se un soldato vedeva una ragazza che gli piaceva, si avvicinava a lei, tentava di parlare italiano maccheroncino, quello che avevano imparato, quel poco, e se non capiva questa ragazza, allora tirava fuori una gomma da masticare e gliela porgeva. Se questa ragazza prendeva la gomma, significava che sì, era disponibile ad avere un approccio e anche qualcosa di più. Quando una persona voleva insultare qualcuno della famiglia, allora veniva detto: ah, sorridua de sta cingomma, ovvero quella ragazza della gomma. Non è proprio una frase tanto felice, non lo era per niente, ma era una frase che ha fatto parte del lessing cagliaritano, degli epiteti cagliaritani nel corso del tempo. A Cagliari sorridua del sacingomma non viene utilizzato più, ma per tanto tempo è stato un epiteto che raffigurava una delle pagine più nere della storia di Cagliari. Sorridua del sacingomma è una delle frasi dimenticate, ma dovremmo in questi tempi ricordarci che purtroppo in diverse parti del mondo per sopravvivere alla fame praticamente si fa di tutto, anche quello che non si vuole. Sacingomma a riservare me da gente.